silenzioso. È un momento in cui non c'è più spazio per la speranza, perché le preghiere in questi giorni in qualche modo erano delle preghiere di speranza. Tanti ci hanno detto: preghiamo perché possa avvenire il miracolo. Qualcuno sperava di poter rivedere il Papa affacciarsi alla finestra, alla quale lo abbiamo visto più volte, pur sapendo che questo sarebbe stato quasi impossibile, perché i medici ci hanno detto più volte che le condizioni erano gravissime. Naturalmente in questo momento la speranza non c'è più, però come vi dicevo è un momento comunque di grande serenità, perché, lo ripetono tutti, la vita continua. Se volete io vi farei sentire qualcuno dei fedeli che sono arrivati qui in piazza San Pietro. Se c'è qualcuno che è disposto a parlare, che voglia di dire qualcosa, certo. Ecco. Lei